Adesso di nuovo penalty a voi studio. Rieccoci di nuovo in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata dedicata solo ed esclusivamente al calcio dilettantistico siciliano, dalla Serie D sino alla prima categoria, e da quest'anno una bellissima finestra dedicata anche al calcio a 5. Abbiamo lasciato Federica che ci ha salutato e ha rimandato la sua presenza chiaramente alla prossima settimana, e diamo il benvenuto alla seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ettore, buonasera a tutti. Anche a te la domanda, com'è andata a Abbastanza casa bene. dopo il debutto? Tutti contenti. Ti hanno abbastanza visto? Bene, Benissimo, sì. perfetto. In postazione abbiamo subito Ciccio Rametta, parliamo di promozione con lui. Ciao Ciccio. Ciao Ettore, buona domenica a tutti. E invece ho saputo insomma, che dalle tue parti, perché tu insomma, sei nato nella provincia di Siracusa, vivi ad Augusta, lì insomma so che hai avuto un grandissimo seguito e successo. Ma salutiamo tutti gli amici di Augusta tra l'altro. Le ragazze ricevono complimenti, i ragazzi sempre sfottimenti. Beh, ci mancherebbe. È normale. Salutiamo anche adesso i nostri nuovi due ospiti, è tornato a trovarci, lo fa sempre puntualmente ogni anno, Luca Di Gregorio, mister della Sporting Battiati, che sta volando. Per ora sì. Per ora sì. Buonasera a tutti. Buonasera. E insieme a lui un allenatore attualmente in panchina nel senso senza squadra, però come tradizione a Penalty, quando si viene ospiti, dopo qualche settimana si trova squadra. Poi tra l'altro tu insomma vieni da un campionato bellissimo dell'anno scorso, quindi sicuramente con il panettone arriverà probabilmente una nuova panchina. Alfio Barbagallo. Buonasera a tutti. Vediamo, Ottimismo. Sì, ma tranquilli. Poi d'altra parte tu mi hai parlato anche di un periodo di riposo, perché insomma Sì, negli sì. ultimi anni sono stati campionati travagliati, quelli della prima e della seconda categoria. Sì, un po' questo, più il fatto che col lavoro non si ci riesce Certo. a incastrarsi, quindi abbiamo preferito in questo momento. Ma tu meriti una guardare panchina, lontano. sei un allenatore in gamba, Luca è Sì. un allenatore in gamba, non perché l'ho cresciuto io, ma perché è veramente molto preparato. Io lo conosco bene perché... E poi è battagliero. Lo so, tu ci hai perso un playoff, Finale, playoff. una finale playoff, vabbè, succede, adesso vi incontrate, non meno massacrata però. Allora, campionato di promozione subito insieme a Giulia per quanto riguarda i risultati e poi la classifica del girone A, appunto, del campionato di promozione. A te Giulia. CUS Palermo, Montemaggiore 2-1. A Castellammare del Golfo, Castellammare Cefalù 1-2. A Carini, Paceco Città di Carini 2-0. Favignana Dattilo 1-0. A Trapani, Ligny Trapani Salemi 1-1. A Monreale Delfini Vergine Maria 0-0. A Pollina, Real Calcio Strasatti 6-1. Riposa Fulgatore. Vittoria fuori casa per quanto riguarda il Paceco, 2-0 a Carini, e con questa vittoria ancora una volta diventa più forte la posizione di leader incontrastato di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Paceco 32 punti, Salemi 28, Dattilo Cefalù 27, Monreale Ligny Trapani 23 punti, Castellammare Calcio 94 21, Montemaggiore 20, Real Calcio 18, CUS Palermo Favignana 16 punti, Fulgatore 15, Delfini Vergine Maria 13, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 3 punti. Ciccio, Sì. questo Paceco vince fuori casa e ho detto bene, secondo me è la squadra da battere in questo girone A del campionato di promozione. Sì, il girone A settimana scorsa l'avevamo presentato come un girone molto equilibrato, chiaramente oggi è stata la giornata del Paceco, che prima ha fatto da spettatore in quanto ha giocato alle 17:30 e i risultati che sono arrivati sono stati favorevoli per il Paceco, perché abbiamo avuto questa sorprendente sconfitta del Dattilo a Favignana per 1-0 e invece il Salemi non è andato oltre il pareggio a Trapani contro il Ligny Trapani. Dopodiché il Paceco è sceso in campo, abbiamo seguito la partita in diretta telefonica col presidente Marino e nel finale è riuscito a vincere 2-0 a Carini. E quindi vola al primo posto. Vola al primo in posto, maniera 4 più punti di forte. vantaggio, campione d'inverno, e quindi si candida sicuramente per il salto diretto di categoria.
Volevo fare, visto appunto che abbiamo chiuso il girone di andata, alcune segnalazioni. Non conosciamo bene i marcatori della giornata di oggi, però segnaliamo 2 bomber che si sono distinti in tutto il girone di andata, e quindi Nino Marrone del Ligni Trapani e Vito Armato del Salemi con 10 gol ciascuno. Salemi che ha anche il miglior attacco con 28 reti. Paceco in testa con 32 punti, Trapani in questo momento vive anche in maniera positiva il professionismo insieme appunto il Trapani in Serie B, ha alimentato tutto questo settore dilettantistico, quella zona, è importante, no? Ci sono Luca. un sacco di squadre nella Sì. provincia di Ligni, Trapani, il Ligni, Paceco, il Dattilo, Salemi. forse fa da traino, appunto, come Sì. dicevi tu, la squadra in Serie B. Positiva Il questa Salemi è anche una squadra di tradizione, no? Viene da tanti anni di Sì. campionati di eccellenza, quindi Ben vengano quando ci sono queste sì, situazioni. sì. E credo che le prime 3 si giocheranno appunto il campionato. Paceco favorito secondo te, Alfio? Per quello che posso conoscere, non conosco benissimo il gioco dall'altro lato, però 4 punti di vantaggio e comunque Paceco ricordo che ho fatto anche la D in passato, Sì. quindi magari come tradizione può essere anche una squadra che Potrebbe essere una chance in più. conosco, sì. Una chance in più. Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione, guardiamo subito i risultati e poi la classifica di questa 15ª giornata. Castelbuono, Ghibellina 2-0. Città di Milazzo, Randazzo 2-0. Mamertina, Fiume Freddese 3-0. Ammili Marina, Pistunina, Castelbuonese 1-2. Riviera Messina Nord, Torregrotta 2-2. Sinagra, Atletico Villafranca 1-1. A Taormina, Sporting Taormina, Sant'Agiolese 3-0. Riposa Ciapazzi. Vince sia lo Sporting Taormina che la Castelbuonese e questo fatto fa in modo che queste 2 squadre continuino ad essere i leader di questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica al completo. Castelbuonese, Sporting Taormina 32 punti. Città di Milazzo 30. Sant'Agiolese 27. Ciapazzi 21. Pistunina, Sinagra, Mamertina 20 punti. Fiume Freddese 19. Castelbuono 17. Randazzo 16. Torregrotta 13. Atletico Villafranca 7 punti. Ghibellina 6. Chiude la classifica Riviera Messina Nord con 5 punti. 2 squadre in vetta, Castelbuonese e Sporting Taormina, però insomma il Milazzo è lì vicino. Sì, infatti mentre tu parlavi di questa leadership condivisa tra lo Sporting Taormina e la Castelbuonese, pensavo proprio al Milazzo, che sta facendo veramente bene, e se i numeri sono importanti abbiamo il Milazzo che ha il miglior attacco assieme alla Castelbuonese e la miglior difesa. In più, notizie di calciomercato di qualche settimana, però volevo segnalare un classe 91 Rasà Rosario, che è il capocannoniere del girone ed è passato proprio al Milazzo dal Torregrotta. Invece le prime 2 abbiamo avuto lo Sporting Taormina che è andato pesante con un bel 3-0 sulla Sant'Angiolese, che quindi perde un po' di terreno. E la Castelbuonese ha vinto fuori casa 2-1, una partita molto tirata, però vittoria importante, quindi campione d'inverno in 2. In 2. Però questo Città di Milazzo, Luca, tu conosci bene la realtà di Milazzo, una città importante, hanno fatto i professionisti, quindi insomma stanno spingendo. Sì, secondo lì, me il Milazzo è la squadra da battere in questo girone. Sì, anche lì la tradizione fa da padrone, no? Il Milazzo è stato cancellato, viene dalla Serie D e riparte da zero. Credo che la favorita però le prime 2, lo Sporting Taormina, soprattutto del vecchio maestro Schifilliti, Vittorio Schifilliti, Mitico. che è ancora in panchina, credo che daranno filo da torcere al Milazzo. Milazzo che con 30 punti in questo momento è al secondo posto, girone messinese dove dentro c'è anche il Randazzo, che comunque ha una sua tradizione per la categoria, Alfio. Sì, anche perché mi pare che ci sia un attaccante assai importante, Gervino mi pare che ci sia, Sì. che qualche gol già l'ha fatto, comunque è una squadra che paese importante, anche se hanno quest'anno un po' di antagonismo all'interno del paese perché c'è una prima C'è un'altra categoria prima categoria. e quindi comunque magari ci sono Che poi non dovuti- capisco perché nascono queste doppie squadre in questi piccoli centri, in queste piccole realtà. Io non riesco a perché il capirla detto questa l'unione cosa. fa la forza mi sa che non esiste. Io non riesco a Non si sa. capire. Però effettivamente Anche a Taormina, Perché succede anche a questo? Taormina. Anche a Taormina.
squadra in promozione, squadra in potrebbero unire le eccellenza. forze e fare una squadra Tra l'altro forte. entrambi Non so. insomma nelle zone alte, per esempio nel caso del Taormina. Taormina credo che stasera è terzo in classifica, Secondo in eccellenza. secondo in eccellenza, E Taormina è in quindi, testa insomma, qui in testa promozione. in promozione. Secondo me non ha tanto L'unione senso. non fa la forza in questo caso, come dice bene Alfio. Va bene, succede. sì. Proseguiamo e poi dopo parleremo anche di questo girone C importantissimo, insieme anche a Luca Di Gregorio che ne è un po' protagonista. Questo suo Battiati sta andando molto bene, però prima ci dobbiamo fermare perché abbiamo la pubblicità. Allora mi raccomando, preparati, annuncia la pubblicità in maniera così sontuosa e poi dopo parleremo di nuovo del campionato di promozione con il girone C. Ci vediamo sempre qui sul canale 215 del Digitale Terrestre, programma Sesta Rete. Adesso c'è la pubblicità a penalty, non scappate.